Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. Iniziamo con la politica. Chiuse le urne in Sicilia per i ballottaggi delle amministrative. A Siracusa, unico capoluogo al voto, vince il sindaco uscente Francesco Italia, affluenza sotto il 40%. Un uomo di 78 anni è rimasto vittima di un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione in via Frati Minori a Palermo. La vittima avrebbe tentato la fuga ma sarebbe svenuto per il fumo inalato. Adesso spazio alla cronaca giudiziaria. Si terrà domattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Nasca, l'uomo che 2 giorni fa ha investito la moglie causandole ferite e un'amica della donna morta a causa dell'investimento avvenuto nella zona industriale di Catania. E proprio a Catania è iniziato il processo a Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena Del Pozzo di 4 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno del 2022 a Mascalucia nel Catanese. Infine è stato rinviato a giudizio Leonardo Fresta, il panificatore di 41 anni accusato di aver ucciso la convivente Deborah Pagano nel luglio del 2022 nella loro abitazione a Giarre in provincia di Catania. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.